Buona giornata, buona serata, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio informativo dedicato al mondo sportivo, Veneto Globe Sport, come vedete in questo 11 settembre 2018, e un 11 settembre è una data che inevitabilmente ci fa pensare ad altre cose, ma lo sport ci aiuta naturalmente a ricordare e a dimenticare. Vi ricordo che siete sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, siete sul canale 813 del digitale terrestre solamente per la provincia di Belluno in questo periodo, in attesa di espanderci, di far vedere il nostro segnale, la nostra visione a tutto il Veneto. Cominciamo con lo sport, cominciamo con le principali notizie. A tener banco ancora il caso Fenati, vedete la foto dove si vede il momento in cui Fenati, una pazzia, ha tirato la leva del freno all'altro pilota. Per il caso Fenati, conclusione nel modo sicuramente più giusto e che ha visto il pilota cacciato ben 2 volte. Il team lo ha lasciato a piedi e la MV Augusta, dove doveva passare nel 2019, non lo ingaggerà più. Passiamo al basket. Per il basket italiano alla Paladozza di Bologna si giocherà venerdì, sarà un weekend piuttosto intenso per Bologna e per il Paladozza. Si giocherà venerdì contro la Polonia, e qui stiamo parlando appunto di nazionale italiana proprio per le qualificazioni mondiali. Per rimanere al Paladozza di Bologna, sabato derby bolognese amichevole tra Virtus e Fortitudo, e speriamo che naturalmente rimanga il clima di amichevole. L'Italia del volley maschile adesso ha vinto la prima del mondiale al Foro Italico contro il Giappone per 3-0, ora si sta preparando per ritornare in campo, lo farà giovedì sera di nuovo contro il Belgio. In bocca al lupo. Parliamo di volley, però questa volta femminile, con l'Imoco che ieri ha presentato, e lo ha fatto al Palaverde, la sua sede di gioco, ha presentato il ritorno di Samantha Fabris dalle ferie, diciamo così, dalle vacanze, dal permesso che gli era stato concesso dallo stesso Santarelli, sia suo allenatore di club che allenatore di nazionale croata, ed è rientrata. Grandi saluti, grandi affetti, grandi baci con Raffaella Folì, che si stava allenando, che sta recuperando la sua condizione fisica, e tanta voglia di ricominciare, come ci conferma lei in questo servizio. Bentornata Sam, quest'anno possiamo chiamarti Sam, vero? Sì, grazie mille, è bello tornare veramente. Detto così, subito un grande abbraccio con Raffaella Folì. Sì, sono veramente contenta di vedere tutti, anche lei, soprattutto allenare con la palla, che il recupero sta facendo bene, e sono contenta di tornare qua. Tu come stai? Io benissimo. È stata un'estate lunga. Sì, lunga, abbiamo fatto la European League, dove non è andata come speravamo. Poi abbiamo vinto oro ai Giochi di Mediterraneo, che è andata abbastanza bene. Poi, sì, come volevamo. E poi alla fine qualificazioni europei, che abbiamo fatto 4 su 4. Adesso con Santarelli, insomma, sì. Sì, infatti ci siamo visti poco tempo fa. Sono molto contenta che è arrivato la nostra nazionale. Penso che con lui, se lavoriamo, c'è tanto spazio da migliorare. È arrivata anche Samadan? Si è arrivata anche la Shamadan, che lui l'ha vista nel mese che è allenato con noi. Ci dà una mano in più perché abbiamo bisogno sicuramente in questo momento, e sono contenta che è qua. Come giudichi la squadra? Forte, tutti insieme forti, abbastanza. Quanto ti è mancato l'ambiente, quel gruppo fantastico che si era creato l'anno scorso? Mi è mancato parecchio, comunque ci siamo sentite anche durante tutta l'estate, ci siamo anche viste in vacanza, è veramente bello, sono emozionata di tornare qua. Onagaoka arriverà, però arriverà dopo il mondiale, quindi avrai molto lavoro da fare anche durante la preparazione. Sabato c'è già un primo allenamento congiunto, quindi subito al lavoro. Sì, questo è primo estate dopo tanti anni che faccio una preparazione del club, perché purtroppo non ci siamo qualificati al mondiali, però sono contenta, iniziamo da capo, e anche con la Asha ancora più tempo di fare ancora meglio di l'anno scorso, e c'è abbastanza tempo di arrivare in forma giusta quando servirebbe.
e per Nagaoka faccio un bocca al lupo per il mondiale. La domanda che abbiamo fatto anche alle altre era Champions, campionato, tutto, che cosa? Io inizierei adesso da Supercoppa, poi vediamo cosa ci aspetta ai prossimi appuntamenti. A gennaio ci sono ancora 2 partite della Croazia nel girone, però voi siete già qualificate. Sarai qui, sarai lì in quei giorni? Adesso, Sei capitano? adesso sì, sono capitano e proverei di fare tutte le partite sia qua che là. Poi vediamo, c'è ancora tempo per pensare fino lì. Il Santarelli che allena la Croazia è lo stesso Santarelli che allena l'Imoco nei metodi, nel modo di dialogare con le ragazze? Sì, lo stesso, è sempre lui come è, come ho detto già, prima di tutto come persona eccezionale, poi come allenatore abbiamo visto già di un livello molto alto e sono davvero contenta che è con noi. Come diceva Simone, quanto conta essere questo gruppo, aver formato questo gruppo e non averlo scisso, non averlo diviso? Penso tanto, anche questo significa che qua si sta molto bene, che ci troviamo veramente bene sia in squadra che con l'allenatore e con la società. Questo avremo un pregio sicuramente per inizio campionato rispetto a altre squadre che hanno cambiato un po', un gruppo che già ha lavorato un anno insieme, abbiamo passato tante cose insieme, poi vediamo. In estate dove hai fatto pallavolo, poi hai visto il calcio e ti abbiamo visto inquadrata anche a Umago per il tennis, ma preferisci tutto? Sì, ho seguito tanto calcio, anche poi il tennis perché è prima volta all'Umago, sì, era la prima volta che per l'ATP ero a casa e avevo opportunità di andare a vedere, è stato bello. E quindi complimenti a Samantha Fabris che non si è fatta mancare nulla in questa sua estate, un'estate bella, e ricordo, come dicevamo nell'intervista, che sabato ci sarà una prima amichevole al Palaverde, non era mai successo, al Palaverde sabato intorno alle 16:30, porte aperte perché si gioca contro, è un allenamento congiunto diciamo, contro il Giappone che si sta preparando per il mondiale, quindi una bella occasione per vedere all'opera il Giappone intanto e poi la prima Imoco. Lasciamo la pallavolo, passiamo al calcio e l'Italia che è stata sconfitta ancora una volta dal Portogallo per 1-0 al termine di un'altra gara non troppo entusiasmante per gli uomini di Mancini. Le critiche, peraltro giuste secondo me e confermate in questo momento, sono quelle che a questo punto bisognerebbe avere in testa un'ossatura, una squadra e finirla con le convocazioni di questo e quello per provare. Sono terminate le prove anche perché si rischia di scendere veramente in Serie B per quanto riguarda la Nation Cup, quindi non bisogna scherzare. Serie A, sabato in campo con Inter-Parma alle 15, Napoli-Fiorentina e Frosinone-Sampdoria, domenica tutte le altre gare e solo Spal-Atalanta il lunedì nel posticipo. Per quanto riguarda la Serie D, adesso siamo sui nostri campionati, andiamo sui nostri campionati, la Serie D inizierà finalmente domenica, un po' in tutta Italia, e per quanto riguarda il nostro girone, è il girone C a 18 squadre dove c'è la trevigiana Montebelluna. Ricordiamo con chi se la vedrà il Montebelluna? Adriese, Arzichiampo, Belluno, Campodarsego, Cartigliano, Clodiense, Delta Rovigo, Este, San Donà, Union Feltre, Chions, Ciarlins, Musane e Tamai, Bolzano, Levico, San Giorgio, Trento e appunto Virtus Bolzano, come dicevo. La prima giornata vedrà il Montebelluna in trasferta, domenica ad Este, l'esordio casalingo il 23 contro il Chions. Domenica intanto si è disputata anche la prima giornata dei campionati dall'eccellenza in giù fino alla seconda categoria, poi ha giocato anche la Coppa di Terza. I risultati sono stati quelli che avevamo pronosticato più o meno, con le squadre che si sono rafforzate e che hanno confermato, con alcune sorprese e con una gara che è terminata in parità, quella tra Eclisse e Union Pro. Non ci sono stati gol, 0-0 il risultato. Ai nostri microfoni ieri c'era Stefano Della Bella, oggi c'è il tecnico dell'Union Pro, Alberto Gionco, eccolo. E allora mister, si riparte, intanto come dicevamo con Stefano Della Bella, punto a testa quando si inizia un nuovo torneo, un nuovo campionato, meglio accontentarsi a questo punto. Sicuramente, penso io e Stefano abbiamo gli stessi obiettivi e quindi oggi abbiamo mosso la classifica, quindi penso siamo contenti tutti e due. È stata una partita non facile né per noi né per loro, caldo e comunque voglia di fare
risultato, punto positivo penso, sia per noi che per loro. Ecco. Squadra che insomma, si è mossa anche bene perché qualche problema l'avevate anche creato. Sì, ma noi tecnicamente siamo una buona squadra, giovani come il Careni più vicina, ma tecnicamente siamo bravi. È chiaro che stiamo facendo una preparazione dove in questo momento siamo un po', non dico imballati, però facciamo un po' fatica, ma è normale, trarremo dei benefici spero più avanti. Ecco. Ha tirato fuori a un certo punto Ray Volpato, un po' stanco, ha fatto reparto da solo. Comunque Ray è arrivato in ritardo, quindi la preparazione non adeguata, l'ho tenuto dentro 85 minuti e poi ho sperato in una ripartenza con Delaini che quasi ci eravamo riusciti se Abba gliela mette bene e quindi va bene così, insomma, lo aspettiamo che torni in forma al 100%. Ecco. Hai avuto modo di guardare i risultati già? No, non so ancora niente, non siamo ultimi. No, non siete ultimi, qualcosa, insomma, quello si delinea un campionato tosto, duro. Sì, sicuramente, a detta di tutti è una D2, ma va bene, quindi deve questo solo portare entusiasmo e voglia di essere presenti in questo campionato difficile, insomma. Anche perché l'Union Pro, insomma, ben venga perché da cosa è successo, insomma, avete avuto la possibilità di ripartire e non è facile ripartire. Ciao. Sì, sicuramente è entrata una nuova cordata di soci che hanno portato entusiasmo, voglia di far bene e quindi dobbiamo seguirli perché hanno le idee belle chiare e dirette, quindi entusiasmo e positività. Ecco. Questa domenica già? Sicuramente, già contro il QDP, col Giorgione scusa, sarà un'altra battaglia come contro la Pievigina, coltello tra i denti. Coltello fra i denti, dice Gionco, tecnico dell'Union Pro, da domani cominceremo a inquadrare un po' quale sarà la giornata di domenica prossima. Lasciamo il calcio, passiamo al basket, TVB, Basket Treviso, con una settimana abbastanza piena per gli uomini di Menetti che domani saranno a Montebelluna al Palo Mazzalovo contro Verona in amichevole. E poi c'è il classico torneo di Caorle il 15 e il 16 settembre con Reyer Venezia e 2 compagini straniere da affrontare. La Ruker Sanve è la nostra squadra che seguiremo quest'anno dettagliatamente, Serie B, sarà impegnata in casa, è stata impegnata in casa al Palasaccon venerdì sera contro Padova, vincendo una buona gara e adesso attende la trasferta di esordio a Lecco il 7 ottobre, in casa al Palasaccon ritornerà il 13 contro l'Urania Milano. Allora parliamo adesso di Benetton Rugby, si è fatto un gran parlare di questa grande vittoria ottenuta su Cardiff, sui Cardiff Blues sabato sera, una partita, una gara dai vecchi sapori perché da molto non gustavo una partita di pallavolo fatta sulla lotta in mischia e sull'incertezza fino all'ultimo secondo di una vittoria che poi è scaturita fortunatamente in questo caso e siamo tifosi per la Benetton, per il Benetton Rugby. E allora andiamo a sentire, ieri l'avevamo annunciato erroneamente ma abbiamo invece presentato e meritava Fuser le 100 sue presenze e le 100 sue maglie, oggi tocca a Stein, tra l'altro realizzatore di meta. Vai. Non è stata una bella partita, però alla fine abbiamo fatto quello che toccava a noi fare. È stata una partita molto importante perché è la prima in casa e noi vogliamo che Monigo è il nostro fortress, quindi è stata una bella vittoria, abbiamo fatto vedere chi siamo noi, Benetton. Direi di sì, insomma il pubblico è rimasto contento, un bel incitamento, poi sembrava questa partita instradata facile, poi era sfuggita, poi alla fine grande cuore. Sì, ovviamente è stato difficile, non è stato mica facile, però anche chi è entrato da panchina ha fatto veramente la differenza, abbiamo visto qui con queste 5 mischie di penalità che abbiamo fatto, è un grande lavoro da chi è entrato da panchina e loro hanno fatto la differenza, quindi buon lavoro. 2 vittorie, una partenza bella. Sì, però c'è un duro lavoro avanti noi. È bello, 2 vittorie, dobbiamo mettere in tasca e divertirsi oggi diciamo e domani comincia il lavoro per la prossima settimana. Non siamo più una squadra come anni passati. Ogni partita è importantissima, ogni partita noi dobbiamo lavorare durissimo per portare le vittorie a casa. E vi allontanerete dal Monigo per 3 volte?
Tre Sì, trasferte. tre trasferte consecutive, però è una bella sfida, dai, non ce la lamentiamo. In bocca al lupo. Crepi. Da domani cominceremo a trarre un po' di ulteriori bilanci, andremo a scoprire le prossime trasferte, sono 3 che la Benetton sosterrà appunto in giro per l'Inghilterra, diciamo così, in giro per l'Europa. Abbiamo concluso il nostro appuntamento dedicato al mondo sportivo con venetoglobe.com, la nostra web tv, e vi ricordo il nostro canale digitale terrestre 813 813 per la provincia di Belluno, in attesa di ampliare il nostro segnale, la nostra visione a tutto il Veneto. E a tutti voi una buona serata e una buona ricezione.